Cari amici, buongiorno, vi trasmettiamo in diretta differita da Vicenza. Oggi è primo novembre 2010. Queste sono le immagini che abbiamo ripreso da 1 novembre 2010 lunedì, e la città è completamente allagata nei quartieri di San Pietro. Vi faremo vedere adesso le immagini appena raccolte ecco, queste sono le immagini che vengono dal quartiere di San Pietro in centro storico a Vicenza. Ormai le strade sono chiuse, via 4 novembre, Santa Lucia e Corso Contra Porta Padova, e si è in attesa di un'onda di piena, e anche la stampa è stata allontanata dal Ponte degli Angeli. Diamo avviso a chi dovesse venire in Vicenza di non venire, perché non è transitabile. Questa è la situazione, e vediamo che l'acqua in fondo è arrivata a metà delle vetrine, e questo è il Ponte degli Angeli, intransitabile, è transennato, chiuso al traffico. L'acqua è esondata anche in piazza dell'Isola, e ormai l'acqua dall'alveo del Retrone e del Bacchiglione deborda in piazza Isolo e piazza dell'Isola alias Matteotti, e finisce nella quartiere Barche. Poi abbiamo anche interruzioni, abbiamo filmato interruzioni nel quartiere Pustella, Ponte Pustella. Nessun avviso è stato ancora dato alla popolazione, molti garage sono allagati e automobili, danni incalcolabili, e la situazione è veramente fuori controllo, sembra, nonostante sia monitorata dalle autorità. Una situazione di questo genere in 20 anni non si era mai vista. Probabilmente qualche problema idraulico è successo, nessuno ha aperto gli argini a nord di Vicenza, e Vicenza è completamente in gran punti allagata. Attraverso notizie ci hanno avvisato che è allagata anche alcune zone del quartiere Villaggio del Sole, la zona piscine, ma non abbiamo ancora nessuno sul posto. Per ora ci fermiamo qua alla fine di questo filmato. Renato De Paoli, Isole Sparse e da Production, al prossimo approfondimento da Vicenza. Allarme meteo, esondazioni, allagamenti, la città è bloccata.